C'è tutto il vetro appannato. Sono riuscita a toccargli un po' la testa. Si mette a dormire qua sotto, sul tappeto, sotto il termosifone che è spento. Che adesso tra un po' chiuderò anche la porta perché è aperta da un po' ormai. Ciao! Hai visto una casa? Amore, patatino fritto. Micio, micio, micio. Eccola là, ciao. Vai che bello. Vai che bello. Vediamo il bello. Micio. No, i botti. No. Micio. Amore. Dai, vai nella tua cuccetta che stai bene lì. Vai nella cuccetta, ci vediamo domani mattina. Sì. Domani mattina, come sempre, ti do la pappina, va bene? Dai, vai a dormire nella cussa. Buonanotte. E chiudo, amore. Ciao. Finalmente in questa stanza si vede qualcosa. Ho fatto cambiare le lampadine, erano ancora due lampadine antiche. E di là, in camera da letto, ce n'era ancora una a incandescenza. Adesso invece sono tutte a LED. Allora, salotto, bagno e le due camere sono a LED. Quella del corridoio forse anche... No, quella dell'entrata forse a LED. Non mi ricordo. Fatto sta che finalmente c'è un po' di luce in questa stanza perché era buia, non si vedeva niente. E anche di là in camera da letto, cioè, finalmente. Comunque oggi è il 23, lunedì 23 di gennaio, è da un bel po' che non registro video, semplicemente perché è stato un periodo un po' così. No, ho iniziato ad andare col tapirulan perché fuori fa troppo freddo, io non... poi ne continua a nevicare, quindi non mi muovo. Sabato non ero andata col tapirulan, ieri invece sì, oggi anche. Ho iniziato a fare anche un po' di corsa, che io non ho mai fatto in vita mia, però sento che mi serve questo movimento qui che faccio solo 3 km al giorno, però questo poco mi serve. Oh, 25 di gennaio, c'è un bel sole, finalmente c'è il sole, sono felice, io vedo il sole e sono felice. Io amo il sole. I gattacci sono qui, che cercano di prendersi un po' di calore. Oh, ci sono stampi nuovi qua sotto di animaletti. Di lupi no. Qua non ne abbiamo viste impronte di lupi, qua sotto casa proprio. Non ne abbiamo ancora viste, vicino alle case. Allora, questa è la neve che ha fatto ieri, tra l'altro ieri e ieri, diciamo. Solo che ci ha piovuto sopra, quindi è già praticamente dimezzata, se non di più. Va bene, devo pulire la casa. Ehi, voi due? Ciao Pepe. Pepe saluta, Pepe saluta. No, ha visto il riflesso del telefono. Pippo? Ciao. Bene, questi due prendono il sole e io vado a sistemare qua dentro. Pepe, lascia stare Pippo. Pepe.
Lo sta mordendo. Va come lo morde. No, basta perché adesso lo sto riprendendo. Ecco, no. Bacini, bacini. Ah, strano, si è spostato Pippo. Allora, io pranzo all'alba delle 2:15, credo. No, 2:10, dai. È pasta che ho fatto ieri, che si era mezza disfatta praticamente. Diciamo che me l'ero dimenticata. È pappetta praticamente, ma io la mangio lo stesso. Chi se ne frega. Ho appena stampato il QR code per il drone, perché non l'avevo ancora messo sul drone. Vorrei andare un po' di fuori, visto che c'è il sole. Solo che a quest'ora poi devo anche ancora andare in bagno, devo ancora fare il letto, quello lo farò dopo, penso. Ma ho ancora delle cose da fare. Camminare col tapirulan non è come camminare nella neve. Credo sia chiaro. Che fatica. Ho male anche qua. Sì, a livello del cuore, ma non è il cuore. Sarei già morta per terra. Mamma mia. Sfinita. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. Sono la prima ad aprire strada. Qui non è passato nessuno. Sono quasi arrivata alla mangiatoia. Gli uccellini. Che belli. Vabbè, continuo. Qua c'è ancora sole, a casa no. Qui invece c'è sole ancora per un bel po'. E quindi io proseguo con la mia passeggiatina giornaliera. Sono solo impronte di cervi qua. Non c'è altro. Arrivata. Adesso torno indietro, perché tanto lì la strada non prosegue. Fino a un pezzettino, poi non va più. Non dovrebbe andare oltre, almeno dai miei ricordi. Beh, torno indietro. Right there on top of the moon, we could sit and do nothing. I wish we were bold to just fly away. I don't wanna care